C'era una volta aspettando Treviso Marathon, c'è oggi Triveneto Run. Si è concluso con la Prosecco Run di Vidor il primo circuito Triveneto Run, manifestazione che si articola in 9 tappe fra Verona e Udine e trova il proprio fulcro nella Maratona di Treviso in programma il prossimo 4 marzo. Abbiamo scelto anche questa data proprio perché c'è un salone qui a Vidor che ci poteva ospitare i grandi numeri del Triveneto Run con le premiazioni finali. Non sempre si possono trovare saloni così ampi per anche tecnicamente fare una premiazione fatta bene. Poi diciamo che noi come filosofia abbiamo sposato appieno la filosofia del Triveneto Run per premiare proprio quegli atleti in funzione dei loro tanti chilometri che fanno in un anno più che le loro prestazioni cronometriche. È un orgoglio per questo comune, piccolino comune diciamo della provincia di Treviso, avere ospiti la finale di queste gare. Siamo orgogliosi anche perché abbiamo un posto meraviglioso, un ambiente ideale proprio per questa finale. Ma andiamo a capire nello specifico cos'è Triveneto Run e come viene stilata la singolare classifica finale. Triveneto Run è un circuito costituito da 9 gare, quindi 9 tappe. E ogni gara ha un chilometraggio diverso e alla fine del circuito viene stilata una classifica di chi ha corso più chilometri. Perché questo circuito non premia il più veloce, il più forte, quindi, ma il più costante, il più assiduo, il più presente, cioè chi fa più chilometri. Ad essere premiati nella mattinata di Vidor 129 atleti che fra gli 8.000 totali hanno raggiunto le soglie dei 140 km, 160, 180 o 216. E proprio 216 km è la somma delle distanze delle 9 tappe del circuito, interamente percorse da ben 52 podisti. Una grandissima esperienza sia sportiva che personale, perché per me è stato un impegno notevole, fisico. Io vengo da un'esperienza sanitaria abbastanza importante, quindi è stata una sfida che mi sono imposto e che sono riuscito a portare a termine. L'anno scorso ho fatto tutte aspettando Treviso Marathon e quest'anno Treviso Run, le ho sempre fatte tutte. Cioè proprio quando si inizia bisogna portarle avanti, è così, noi viviamo così in allegria perché siamo una squadra molto allegra, come avete visto oggi, e però ci piace portare a termine quello che iniziamo. Riepiloghiamo. Questi atleti hanno corso da gennaio ad oggi il Crossroad di Miane, la Maratonina di Vittorio Veneto, la Belluno Feltre, la Maratona di Treviso, ma anche a Peschiera, Bassano del Grappa, Udine, Paese e Vidor. La passerella finale ha coinvolto anche le società perché la somma dei chilometri percorsi dai singoli atleti andava pure a costituire il bottino dei club. A stravincere è stata la scuola di maratona di Vittorio Veneto davanti al gruppo sportivo Mercurius e dai bellunesi del Giro delle Mura, città di Feltre. Abbiamo cominciato tanto per cominciare, poi ci siamo un po' ingolositi durante l'anno e quindi abbiamo poi cercato di partecipare a tutte le corse. 8 dei nostri atleti hanno percorso tutti i 216 km e molti di noi hanno fatto un po' di meno in secondo degli impegni, insomma, ecco. Però siamo orgogliosi di essere riusciti a fare oltre 8.000 km, è stato un successo enorme per noi, insomma, siamo davvero contenti. Il bello di Triveneto Run risiede proprio nella capacità di spostare l'attenzione dal cronometro ai chilometri, premiando la costanza invece della velocità, la sfida contro se stessi piuttosto che contro il tempo. Siamo in 170 iscritti quest'anno e la corsa è diventata per noi un motivo di incontro, di stare assieme e di passare delle belle ore assieme. Corriamo anche, abbiamo anche dei bravi atleti che fanno la maratona in 2 ore e mezza, però soprattutto vogliamo che la gente stia con noi, che si diverta, che faccia un po' di attività fisica e che stia bene. Slippery, you're there. Yeah, some full of trickery, you're there.